Il virus, quando è presente nel nasofaringe, è presente qualche volta anche all'interno dell'occhio della persona. Noi, nei tessuti dove abbiamo trovato l'RNA del virus, quindi una traccia inequivocabile che il virus era passato di lì, non siamo riusciti da questi tessuti a ricavare un virus infettante. Questa è un'informazione molto utile dal punto di vista infettivologico ed epidemiologico. Il Covid-19 si insinua anche nei tessuti oculari, ma pare che non abbia capacità infettanti. Lo ha potuto appurare l'equipe regionale che si occupa di selezionare e analizzare i tessuti che sono donati per il trapianto della cornea. La scoperta grazie anche al contributo dell'Università di Padova. Ora sarà condivisa con il Comitato Tecnico Scientifico. Il Veneto è la regione dalla quale arriva, insieme al Friuli Venezia Giulia, il numero più alto di donatori di tutta Italia. A causa del Covid questo numero ha visto un crollo importante, ma quando dal 21 aprile scorso i trapianti sono ripartiti tra i donatori, lo 0,6% è stato trovato positivo al Covid. 4 donatori erano asintomatici e nei loro tessuti oculari sono state trovate tracce di virus. In Veneto, essendoci grande sensibilità nei confronti della donazione, quasi tutte le famiglie acconsentono all'utilizzo di questi tessuti per attività di ricerca. Grazie a questo siamo riusciti a eseguire questi studi, quindi con questo importante assenso sostegno delle famiglie, e a trovare queste informazioni relative alla presenza del virus nella cornea. Il trapianto di cornea eseguito in modo moderno e professionale si può fare senza ricorrere all'anestesia generale e quindi senza coinvolgimento della terapia intensiva.